È un risultato sicuramente chiaro, inequivocabile, che dà un mandato pieno al sottoscritto e alle persone, alla squadra che l'ha sostenuto fino a questo momento. A Mogliano il centrosinistra ha avuto pochi dubbi, lo dicono i numeri, anzi i voti nelle primarie. Sarà Giacomo Nilandi il candidato sindaco per le amministrative di giugno. Sotto 102 votanti, Nilandi porta a casa il 70% delle preferenze, con 564 voti, una vittoria netta su Tiziana Baù, coordinatrice della lista Spazio Libero, che firma la sua corsa a 234 voti. Penso che sia anche compito mio e di tutte e di tutti quanti tutelare anche quel 30% di persone che invece, pur appartenendo al centro-sinistra, aveva preferito una leadership diversa, per tentare veramente di avere un'unità di intenti e di continuare ad allargare sempre di più la nostra comunità politica. Unità di intenti, postura politica che sembra adottare anche il centrodestra, nonostante l'uscita dalla Lega nel 2022 dell'attuale candidato sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, l'appoggio politico del partito sembra però garantito. Davide Bortolato si ricandida a sindaco, viste le vicissitudini avute con la Lega, voi siete pronti ad appoggiarlo oppure no? Assolutamente sì. E come mai? È la domanda scontata. Perché erano tensioni che riguardavano un po' l'amministrazione, che riguardavano equilibri tra sezione e amministrazione. È stato fatto un congresso provinciale dove è stato cambiato il segretario provinciale e sono stato rieletto io. I rapporti con Davide Bortolato sono sempre stati ottimali e penso che Davide Bortolato sia l'unica figura che può essere ricandidata oggi a Mogliano per continuare il lavoro che ha fatto. Davide Bortolato e Giacomo Nilandi, centrodestra e centrosinistra, al momento 2 candidati sindaco ma un unico obiettivo. È una sfida molto interessante perché comunque riguarda 2 persone che hanno 2 punti di vista diversi sulla città, ma che sono entrambi innamorati del territorio dove sono nati e cresciuti, per cui conto che sia una campagna elettorale molto leale, priva di colpi bassi e dove soprattutto possiamo fare un servizio alla città parlando di quelli che sono i temi che gli interessano e poi saranno i cittadini a scegliere quella che è la prospettiva migliore.